Si opererà domani l'intervento al cuore in anestesia locale, tra gli auguri anche quello di Zeman, allenatore del Pescara. L'inviato è Fedele La Sorsa. È sempre stato innamorato del calcio e del suo lavoro di allenatore, ma anche un critico severo. Zdeněk Zeman, immerso nella sua nuova avventura con il Pescara, fa il suo in bocca al lupo ad Antonio Cassano e non crede che oggi molti grandi campioni pensano ad un ritiro anticipato a causa dello stress. Il caso di Ibrahimovic e Cassano sono a parte, io sono convinto che questi due giocatori si divertono ancora a giocare a calcio a modo loro, però hanno qualche cosa da fare anche fuori dal campo e forse li distrae un po', anche se poi quando vengono in campo si divertono. La preparazione affrettata cosa comporta? Penso che si gioca troppo nel periodo che non si dovrebbe giocare, penso alle preparazioni che cominciano e dopo 3 giorni che stanno insieme, dopo 1 mese e mezzo di pausa, giocare subito le partite anche impegnative poi portano a infortuni in seguito, anche perché il calcio sono soldi e per fare soldi si gioca subito. Dalla famosa torre, che cosa butterebbe giù di questo calcio? Io i soldi. È uscita la combinazione